Un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contrastino con la prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o la seconda legge. Giusto un ripasso delle 3 leggi della robotica, quelle che Isaac Asimov, scrittore di fantascienza, attribuì a John Campbell, suo maestro e precursore delle saghe spaziali, dopo una conversazione del 1940. Ne sono passati di anni. I robot, nel nostro immaginario nutrito dal cinema, sono già alle porte di casa, a volte si teme, pronti a prendere il nostro posto. Ma a chi si occupa di robotica sa che le cose non stanno proprio così. Un incontro internazionale si è svolto a Roma presso l'Accademia dei Lincei. Molti ritengono che l'Accademia dei Lincei sia qualcosa di antiquato. È antiquato perché è nata 400 e più anni fa, però guarda al nuovo, guarda al futuro. La robotica è un qualcosa di molto significativo, molto attuale, molto importante. Non possiamo non occuparcene. Il problema è quello di accettare queste macchine, questi robot negli ambienti cosiddetti antropici, cioè negli ambienti coabitati con gli esseri umani. L'etica nella coabitazione degli spazi tra robot e esseri umani riguarda, a mio avviso, un problema legato all'affidabilità di queste macchine. La robotica è una nuova scienza o la somma di tante discipline come informatica, fisiologia, linguistica? Secondo i dati dell'ultimo World Robotica Report dell'UNECE, la robotica cresce sia nel campo industriale che personale. Non fra pochi anni, ma sicuramente tra 20 la ricerca avanzerà tanto che troveremo i robot a casa. Si approfondiscono le ricerche di matching, incontro fra cervello del robot e comportamento, come quelle sui robot umanoidi. Abbiamo bisogno di robot che capiscano le intenzioni umane, che ne osservino le azioni. È un elemento chiave per costruire un robot umanoide che possa stare a casa, in ufficio o al centro commerciale. Agli incontri partecipa anche chi si occupa di applicativi nei progetti universitari internazionali, come Friends ed Xmart. Con la ricerca che si sta facendo e che si farà, e di cui il progetto Friends è senz'altro portatore, i robot potranno collaborare con le persone in maniera non traumatica, in maniera non, tra virgolette, spaventosa per le persone, in maniera molto semplice da utilizzare.